Bentornati carissimi spettatori meteo, nuovo aggiornamento con le previsioni meteo, iscrivetevi al canale per non perdere i prossimi contenuti. Clima fresco, 2 depressioni in atto sull'Europa, una posizionata tra la Germania e la Polonia che porta instabilità diffusa e un piccolo minimo depressionario sulla Francia che è pronto a collocarsi sul Golfo del Leone per portare nuova instabilità. E partiamo ovviamente analizzando l'evoluzione prevista nei prossimi giorni. Giornata di domenica caratterizzata da questo minimo sulla Polonia che invierà questo impulso instabile collegato dal Golfo del Leone in ingresso verso il Mar Ligure sul nord Italia per portare nuova instabilità. Possiamo notare infatti dalla grafica un fronte instabile che interessa in parte anche il sud della Calabria, zone come Cagliari, nella nottata in direzione verso le coste della Campania, verso la Basilicata, verso le Marche e l'Alta Puglia. Avremo delle precipitazioni nelle ore pomeridiane con diffusa instabilità sull'Appennino tosco-emiliano, sulla Toscana, sulla Lombardia, sul Piemonte, fenomeni che si estenderanno nel tardo pomeriggio fin sulle pianure del Veneto e della Lombardia, fenomeni anche sull'Emilia Romagna di forte intensità, qui si rischieranno grandinate di piccole dimensioni. Il fronte poi si attenuerà e ovviamente perderà potenza attenuandosi, dirigendosi verso le regioni meridionali, però portando dei probabili rovesci temporali lungo le coste adriatiche, ancora una volta sull'Appennino. Questo minimo depressionario si situerà sui Balcani per portare ancora energia sufficiente nelle ore pomeridiane e mattutine per nuovi fenomeni convettivi soprattutto sui Balcani, mentre saranno a carattere di rovescio locale temporale lungo le coste adriatiche. Sul nord-est avremo dei fenomeni pomeridiani specie sulle Alpi centro-orientali e prealpi, bassa probabilità sulle pianure, ma il resto dell'Italia sarà coinvolto da tanto sole. Rimonta anticiclonica, infatti notiamo l'allontanamento appunto di questa saccatura situata sui Balcani che ha portato della instabilità nella giornata di lunedì. Questa depressione si allontanerà verso est per portare da martedì un generale rialzo della pressione, un ulteriore lieve aumento delle temperature che finiranno oltre i 25 gradi dappertutto, punte di 26 gradi sulla Sicilia, ma come vedete l'espansione dell'anticiclone sarà seppur graduale evidente, tornerà di conseguenza ufficialmente confermata l'estate. Finalmente il primo assaggio di calore estivo che proprio da sud-ovest, questa la bolla anticiclonica africana con temperature oltre i 30 gradi che tenderà ad espandersi verso l'Italia e con tempo che rimarrà soleggiato, scarsa probabilità di fenomeni se non qualche temporale solo sulle Alpi e come vedete tra mercoledì 5 giugno e venerdì 7 sull'Italia si fermerà un campo di alta pressione di prevalenza matrice africana con tempo generalmente stabile e caldo per tutti. Sarebbero eventualmente da mettere in conto i temporali pomeridiani sulle Alpi, soprattutto orientali, e qualche densamento sulla Liguria. Le temperature massime saliranno sensibilmente portandosi sopra la media su tutta la penisola. Si potranno raggiungere picchi localmente oltre i 30 gradi sulle pianure del nord, specialmente a partire dal 7 di giugno, fino ad arrivare a toccare i 32-33 gradi sulle zone interne del centro e con valori anche superiori, pensate nel weekend del 7-8 giugno. Guardate questa matrice di bolla africana su tutte quante le regioni centro-meridionali, in primis le due isole maggiori e il sud, con valori fino a 34 gradi. Ovviamente questa tendenza è confermata da tutti quanti i centri di calcolo, una tendenza che vede questo campo anticiclonico di matrice africana prolungarsi, ma come vedete non potrebbe durare. Una tendenza vede il ritorno a delle precipitazioni per l'affermazione di correnti atlantiche che punteranno l'Europa occidentale collegandosi poi a delle correnti nord atlantiche molto fresche per portare nuova instabilità a partire dal 9-10 giugno. Una tendenza che suscita delle incertezze ma che vede una buona probabilità di realizzazione. Vedremo se tale configurazione verrà confermata nei prossimi giorni da tutti i centri modellistici. Bisogna ovviamente tenere in conto di questa configurazione perché se ciò avvenisse potrebbero verificarsi nuovi temporali rovesci intensi a partire dalle regioni settentrionali dal 9-10 di giugno. Vedremo, ovviamente è ancora troppo presto per parlarne, ma intanto godiamoci questa prima ondata di caldo estiva dappertutto. Rimanete come sempre aggiornati.